La tua radio. Va ora in onda Musica Indipendente. E diamo subito la linea a Francesco Caprini. A te la linea, Francesco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle onde di Musica Indipendente. Oggi è venerdì, è 7 luglio, luglio esplode l'estate, che come tutte le sue contraddizioni è forse la stagione che rappresenta meglio la nostra epoca e ci si dimentica di tutto, guerre in corso e drammi sociali in primis. Ci si abbandona al rumore di fondo e ci si affoga sorridendo nell'afa e nel vuoto pneumatico. Nonostante tutto siamo qua, almeno io sono qua come ogni tanto testardamente a provare a consigliare qualche buon disco recente. Che dire, oggi abbiamo delle proposte molto particolari, sarà una giornata estrema perché parliamo di rock, parliamo di folk, parliamo di musica sperimentale, non è una cosa molto facile, anche se la prima canzone dei Geiger, dall'album Crepe, è, è un rock tagliente, dalle cavalcate, ai toni epici, siamo nel pieno rock hard, diciamo così, quindi anche da ascoltare fa benissimo perché è un singolo dove trasuda energia, visceralità e amore per il rock alternativo degli fine degli anni 90. E vi consiglio anche l'album di questi ragazzi, i Geyser, che sono di Milano, Monza, della nostra zona. L'album si chiama Crepe, come sempre vi consiglio anche di andare sul loro sito e approfondire la conoscenza di questo gruppo. In questo caso il brano che vi voglio proporre è un brano tratto appunto dall'album Crepe e si chiama A lungo andare. Sentiamo il Geyser.
La linea torna a Francesco Caprini. Bene, allora abbiamo ascoltato i Geyser, tra l'altro va detto che la band ha vinto il premio Città di Milano a Rotterdam Italia nelle finali del 2020 che si sono svolte all'Indian Saloon qua a Milano ed è il premio che viene dato all'artista che ha i maggiori riconoscimenti da parte del pubblico. Poi recentemente loro hanno trovato questa etichetta discografica di Verona, la Break Record, un'etichetta storica, e hanno pubblicato questo album. Io ho avuto modo di ascoltarlo, di sentirlo ed è un album bello peso, forte, viscerale, insomma una musica che ricorda molto, come ho detto precedentemente, gli anni Ottanta, però è nell'ordine del rock di grande qualità. Quindi vi consiglio a tutti di ascoltarvi i Geyser. Altra brano, altra corsa, adesso è il momento di un altro artista, si chiama Michele Mingrone, lui è un toscano, Michele Mingrone, esordisce con un album dal gusto amaro, si chiama La Grande Notte e si presenta infatti come un lavoro dalle atmosfere desertiche, dalle sonorità impastate di un folk e blues che accompagnano alcune canzoni spigolose in cui uno sguardo critico sul mondo. Per certi aspetti mi ricorda molto il cantautore tipico anni 70, no? Con lo sguardo critico sul mondo e sulla società, che si muove tra rabbia e sarcasmo, mettendo in mondo una scrittura diretta, molto propensa a non fare sconti. Ecco, questo è. Però ci tenevo oggi a proporvi questi artisti che hanno sfaccettature completamente diverse una dall'altra, però è il segno di una società underground, di una realtà musicale underground molto viva, molto fertile. Poi possono piacere o no, però ripeto, io ho questo compito di sottolineare che esiste questa scena. Poi a voi il compito di andare a vedere sui social, di andare su Spotify e di approfondire se quello che dico ha un interesse, ha validità e fare in modo che voi abbiate una maggiore consapevolezza di ciò che ci viene dato dal mondo discografico. Quindi io propongo Michele Mingrone e il brano è Figli del Grano.
Bene, avete ascoltato Michele Mingrone, lui è un cantautore toscano e proprio anche, come si può dire, nel solco della grande tradizione toscana, dove praticamente il folk rappresenta un aspetto importantissimo. Ora è il momento di un altro artista, questa volta è un artista femminile, e lei si chiama L con l'H davanti, e fa una proposta molto ariosa, riflessiva, è sempre un folk capace però di farsi, come dire, di farsi ammirare e innamorare perché ha questo velo di immediatezza, no? Di simpatia. Per chi la conosce, Elle è un'artista veramente straordinaria. È uscito proprio recentemente un suo nuovo album dal titolo La Liberazione. Un disco tessuto su sonorità lievi, venate da una psicadelia delicata, con atmosfere bucoliche. Ecco, la chitarra acustica evidenzia molto la sua voce, che è una voce poliedrica. Eh, io me la ricordo live e quindi in vivo, ed è una cantautrice sempre in primo piano a intrecciare melodie, storie, pensieri, insomma, un qualcosa che è, dal mio punto di vista, anche innovativo nel campo della musica italiana, dove solitamente le figure folk sono legate più anche all'aspetto sonoro, dancereggio, cioè dalla tamuriata ad altre. Qua invece è più una sorta di musica urbana, è molto delicata e, ripeto, lei ha prodotto questo album, si chiama La Liberazione, avete modo di ascoltarlo e di fare le vostre riflessioni. Io invece oggi vi propongo da questo album il brano Cani Liberi.
E la linea torna a Francesco Caprini. Benissimo, grazie Federico. Allora, abbiamo ascoltato L, anche qui il solito consiglio di andare a seguire gli artisti su Spotify e su altre piattaforme. Ed ora è il momento di un'altra band che fa una proposta psichedelica molto intima, un rock a bassa fedeltà, che però è ricco di vocaboli dal piglio evocativo, siano i rumori di Via Silvio Pellico. Loro tornano con un nuovo album intitolato Gli alberi non dormono. Un lavoro anche qui consigliatissimo, come fare per seguirli, ve l'ho già spiegato tantissime volte. È un lavoro eclettico quanto ricco di sfumature emotive. Questo album riesce a realizzare con parole che amano scavare a fondo i ricordi, i pensieri, le pensioni personali. Eh, Gli alberi non dormono, non è certamente un titolo ecologico e non vuole evocare il mondo ecologico, anche se poi il brano dell'album che vi voglio presentare è un singolo che ha come titolo Ricordati dei fiori, ma loro sono appunto un'immagine molto forte della musica folk italiana, del rock, come dire, intimo, e sono veramente generosi per quanto riguarda l'aspetto evocativo, emozionale, valorizzare le parole. Insomma, a me piacciono tantissimo e spero che piacciono anche a voi e che abbiate modo anche di approfondire il loro, come dire, curriculum professionale attraverso le piattaforme. Quindi i rumori di via Silvio Pellico con il brano Ricordati dei fiori.
Eccoci qua. Bene, siamo alla fase finale di questa puntata di musica indipendente e finisco con un artista molto provocatore ma preparatissimo, fa rap, lui si chiama Rira. Il suo brano è un brano provocatorio, già nel titolo che è Oh Shit, che tradotto in italiano vuol dire oh merda, nel senso più non di sorpresa, ma perché il suo mondo è un mondo che fare rap sfuggendo agli stereotipi che si sono imposti negli ultimi anni non è facile. Allora, consiglio intanto il suo album che si chiama Horcrux, è il suo disco d'esordio. Le canzoni sono tutte atmosfere scure, dalle sonorità attuali che portano al centro della scena un mondo diretto e incisivo attraverso il quale l'artista si mette a nudo i propri pensieri i più intimi e le proprie fragilità. Quindi con grande sorpresa lui dice oh shit e, e niente, ve lo faccio ascoltare dal brano appunto Orcrus Rira con il brano Oh Shit. E la linea torna a Francesco Caprini. Bene, grazie Federico, ne approfitto per salutare i nostri ascoltatori e ringraziarli per aver avuto la pazienza di ascoltare una puntata che mentre la preparavo ieri ero proprio convinto di proporre una puntata molto difficile, molto particolare, perché sono delle proposte inusuali, no? Non solo perché non passano da altre radio, ma perché sono percorsi che viaggiano solo su internet. Allora uno si deve adattare e capire che la comunicazione non passa solo attraverso la televisione o attraverso la radio o i giornali, ma anche dalle piattaforme che oggi hanno un ruolo importantissimo per diffondere qualsiasi tipo di musica. Voi potete ascoltare anche gruppi americani, russi, irlandesi grazie alle piattaforme ed avere l'opportunità di fare i vostri approfondimenti. Io ci ho provato con dei gruppi italiani, con degli artisti italiani, alcuni di loro li conosco perché facendo Rota Target Italia ho questa opportunità di essere un'antenna un po' privilegiata, altri no, mi faccio un po' consigliare dagli amici. Quindi immaginavo e ho pensato che fosse una puntata particolarmente dura. Mi rincuora il fatto che il nostro Federico mi abbia fatto i complimenti per la canzone di L. È una canzone veramente bella, deliziosa, delicata, piena di fascino.
e gli altri sono da riascoltare, di risentire, ma questo è il vostro compito, fare approfondimenti, siate curiosi, fate le vostre indagini, fate le vostre ricerche e allargate la vostra mente alla musica underground. Grazie a tutti, un abbraccio e alla prossima volta, che sarà la prossima settimana, per poi ritrovarci dopo le vacanze. Un abbraccio caloroso, buono. Avete ascoltato Musica Indipendente,